Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata degli aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia Coralia Live. In queste settimane abbiamo parlato di molti argomenti, abbiamo parlato di salute, di filosofia, di outfit corale, di didattica a distanza, anche di coristi del Friuli Venezia Giulia all'estero. Oggi toccheremo invece un tema delicato, parleremo di diritti artistici, quelli di una categoria che merita un posto sotto i riflettori, i pianisti accompagnatori. Ed eccoli qui. Buongiorno a tutti, vi presento i nostri ospiti. Con noi abbiamo Giovanni Molaro, saluta, così ti vedono subito, Rossella Fracaros e Mattias Zobez. Salve. E con noi ovviamente anche i co-conduttori e co-realizzatori di questa trasmissione. Abbiamo Pierfilippo Rendina, il nostro regista. Ciao a tutti. E sono un po' rallentata così nel mio eloquio perché rimango sempre senza parole di fronte al nostro opinionista. Ecco, dunque. Buongiorno, anzi, buonasera a tutti quanti, sempre un piacere. Marco, io capisco, però non riesco a comprendere questa volta il nesso tra il tuo contesto di opinionista e l'argomento della puntata. Ce lo vuoi dire dopo o lo sveliamo subito? Allora, diciamo che ci sono due cose. La prima cosa è che io da corista flautista sono sempre alla ricerca di bravi pianisti accompagnatori. Visto che sulla Terra ce ne sono pochi, ho provato a esplorare nuove frontiere per vedere se se ne trovano di migliori. La seconda cosa è che, scusate, il collegamento da qui è rallentato. La seconda cosa è che, essendo questa l'ultima puntata, ho iniziato la mia missione per esportare la coralità del Friuli Venezia Giulia anche in altri mondi, perché con la musica conquisteremo l'universo. Beh, fantastico. Allora, grazie per questa tua missione per l'Usci Friuli Venezia Giulia. E per quanto riguarda invece i pianisti accompagnatori, volendone trovare di ottimi, basta restare sulla terra e seguire gli aperitivi corali, perché ne abbiamo ad esempio 3 proprio con noi in questa puntata. E adesso iniziamo immediatamente a parlare di questo argomento molto importante. Ovviamente, se volete, durante la trasmissione potete inviarci i vostri messaggi, anche delle domande, delle considerazioni, saranno sempre benvenute e verranno pubblicate da Pier in sovraimpressione. Allora, io inizierei da un argomento... Allora, Rossana, proprio... perdonami, io e l'opinionista vi salutiamo, vi lasciamo lo spazio e ci ritroviamo a fine... Sì. Lo spazio siderale. Puoi notare che l'opinionista ha già detto cose di una certa gravità in questo inizio puntata, quindi... Ma lo sapevamo che oggi l'argomento è così. E entriamo immediatamente nel vivo. Il primo argomento è il fatto che effettivamente un pianista che collabora con altri musicisti solitamente lo collochiamo nel contesto della musica da camera, quindi fa musica da camera, accompagna altri strumentisti. Ma qual è la differenza in realtà tra essere un musicista da camera, quindi accompagnare un violinista piuttosto che un flautista come il nostro opinionista, e invece accompagnare un coro? Mattias Zobez. Sì, innanzitutto vorrei dire che un pianista collaboratore è comunque allo stesso tempo anche un musicista da camera, in quanto qualsiasi cosa che un pianista collaboratore esegue fa comunque parte di un certo tipo di repertorio. Può variare da repertori, ad esempio per pianoforte e violino, pianoforte e violoncello, oppure ad esempio anche riduzioni orchestrali
come vari concerti per strumenti solisti e orchestra. Diciamo che per quanto riguarda i cori, accompagnare i cori è diverso perché comunque il pianista deve eseguire tutta la parte armonica che sta dietro diciamo le parti solistiche del coro, ed è dunque parte fondamentale di questa collaborazione tra pianoforte e coro e direttore. E poi purtroppo molte volte è visto come un ruolo, diciamo, di secondo livello o di meno importanza, cosa che purtroppo succede molte volte, ma che non dovrebbe, perché molte volte se il pianista è buono, ovvero bravo, e prevede il direttore i movimenti, può anticipare certe cose o suggerire al coro, diciamo, delle cose che il direttore, magari in quel momento, perché è preso dall'ansia e dal momento, non trasmette al coro. No, esatto, perché nella musica da camera, ad esempio, parliamo di un duo, quindi ci sono Certo. due musicisti equivalenti. Nella musica, due musicisti equivalenti, mentre invece quando parliamo di cori si parla spesso di un musicista che sostiene il coro, ma il coro comunque rimane protagonista assoluto dell'esecuzione, nonostante il pianista sia fondamentale in questa esecuzione. Quindi apriamo questa pagina sui diritti. E a proposito di accompagnamento, l'accompagnamento di solito lo colleghiamo soprattutto ai cori di voci bianche o ai gruppi giovanili, ma soprattutto alle voci bianche, un po' meno alle esecuzioni cori appunto di adulti. Rossella, ci sono differenze sostanziali nell'accompagnare diversi organici corali? Guarda, io bene o male ho esperienza con tutte le tipologie di coro, perché nasco accompagnatrice di cori ormai dal 2002, quindi con un coro misto, sono partita con un coro misto e poi sono andata avanti nell'esperienza ad accompagnare altre tipologie di cori, quindi dal coro femminile, accompagno il coro Multifarium di Rudo, il coro femminile. Ho accompagnato cori maschili in minor parte, ma ne ho accompagnati, e adesso principalmente appunto lavoro, oltre che col femminile, con cori di voci bianche, con cori giovanili, addirittura di propedeutica, quindi coi piccolini. Diciamo che sicuramente è il repertorio che fa la differenza, nel senso che il repertorio per voci bianche, il repertorio per cori di bambini è tendenzialmente più vivace, più scanzonato. A volte ho visto addirittura balletti accompagnare le esibizioni dei coristi. E diciamo che la differenza appunto sta principalmente nel repertorio. Poi è chiaro che bisogna equilibrare il proprio suono a un coro di voci bianche rispetto che a un coro di adulti, perché voci bianche chiaramente hanno un peso minore, quindi bisogna stare parecchio attenti, e soprattutto con le propedeutiche, quindi con i bambini piccolissimi. Non dico che devi suonare pianissimo, ma devi stare molto attento sia a mantenere la ritmica, perché quello che sentono molti bambini sono il ritmo essenzialmente e la melodia di quello che tu suoni. Quindi il ritmo, melodia, quello deve essere sempre fuori. Però il volume deve scendere, devi essere in quel livello, diciamo, borderline tra essere percepito dai bimbi e non coprirli, perché è bello che si sentano le voci di bambini, non ti si deve sentire solo te. E principalmente certo, questa.
ci vuole una grande sensibilità, poi i bambini la vivono diversamente il rapporto con il pianista. Ad esempio, ecco, non apriremo il capitolo dei direttori che al tempo stesso accompagnano il coro, perché c'è anche questo tipo di Sì. collaborazione, purtroppo per ovvi motivi, perché spesso non si trova magari il pianista, non è disponibile magari sempre per le prove, per i concerti, e succede però che ti ritrovi con un coro che canta praticamente guardando il pianoforte, quindi dov'è il direttore, lì il coro lo segue con Sì, lo ne ho sguardo, no? visti, sai, ne ho visti che si mettono comunque in mezzo, direttori che si mettono in mezzo, dirigono da dietro il Da pianoforte dietro, e certo. fanno, sì, si muovono alla grandissima e dirigono anche un po' così. Sì. Io ne conosco una che è bravissima in particolare a dirigere A i gestire cori queste suonando. È situazioni. l'unica persona che conosco proprio che lo fa in maniera, secondo me, al top, Sì, qui sono in situazioni regione. di Quindi emergenza, diciamo. E a proposito di emergenze, ecco, c'è un'altra emergenza molto comune. Di solito, quando ricevete le note? Ecco, il brano deve essere accompagnato, però capita molto spesso di ricevere il materiale molto tardi, perché tanto il pianista in qualche modo si arrangerà, perché tanto è musicista professionista, oppure addirittura capita di suonare a prima vista, e sinceramente mi è capitato qualche volta anche di incontrare pianisti che hanno dovuto improvvisare al momento perché il coro aveva dimenticato le parti, quindi insomma bisognava in qualche modo accompagnarlo. Giovanni Molaro, cosa succede con queste prime viste? Come la gestisci? Beh, io la gestisco divertendomi al massimo in realtà perché ovviamente diventa come dire, un gioco quasi, no? Quello della lettura a prima vista, nel senso che ovviamente deve essere, cioè, credo che sia una delle principali caratteristiche che tutti i pianisti accompagnatori devono avere, devono sviluppare e tenere. Ecco, diciamo che tenerla costantemente allenata non è particolarmente difficile proprio perché è frequente il caso delle parti che magari arrivano tardi o comunque del numero molto ridotto di prove, oppure appunto anche situazioni in cui magari sei in un concerto, un altro coro, sei in un concerto per accompagnare un coro, magari c'è un coro che dice ma sai, noi questo potremmo farlo anche senza pianoforte perché lo facciamo senza pianoforte, ma ti va se magari ce lo accompagni? Va bene, si è lì e si balla, no? È un tipo di lettura a prima vista che è leggermente diversa dalla classica prova che magari ognuno ha fatto in conservatorio nel suo percorso quando c'erano gli esami con la lettura a prima vista, perché non è una lettura a prima vista solistica, cioè ovviamente noi dobbiamo suonare quello che c'è scritto o a volte ovviamente se necessario semplificare, perché se non c'è il tempo materiale di studiare un pezzo si devono individuare immediatamente gli elementi minimi, gli elementi di base per poter far star su il pezzo, quindi appunto ritmo ovviamente costante, un tempo preciso e bassi armonici e una melodia. Ma la cosa veramente fondamentale nel nostro caso è che dobbiamo sempre buttare l'occhio anche sulle parti del coro, in generale sulle parti accompagnate, quindi anche in contesti magari non corali con gli strumenti, la cosa è del tutto simile, pur non dovendo magari leggere come se fossero parti nostre da eseguire, dobbiamo comunque seguire le parti corali e in certe situazioni, magari dove è necessario anche creare un po' gli inviti, tra virgolette, per il coro, quindi magari se c'è l'occasione di fare una prova e in prova ci si accorge che magari una sezione ha difficoltà a prendere una nota, magari ci si ricorda che lì si dà tra virgolette, un aiutino, magari marcandola di più. E tutto questo in tempo a volte zero, a volte poco più di zero, insomma. E questo ci fa capire effettivamente quale sia il ruolo dei pianisti, ma seriamente in questo caso è veramente fondamentale per il direttore, per il coro, perché diventa in qualche modo il primo collaboratore del direttore, soprattutto quando capitano situazioni di questo genere. Quindi Giovanni capita anche un po' di arrangiarsi, insomma, e arrangiare, ecco, i pezzi anche in sede di concerto. Sì, qualche volta anche perché appunto dipende dai generi,
naturalmente dai generi musicali che si va a eseguire. Prima si parlava della differenza fra cori di adulti, cori di bambini o cori giovanili, questo perché ovviamente va da sé una differenza nel repertorio, ma è anche vero che tutte le tipologie corali hanno anche generalmente diversi tipi di repertorio, quindi puoi trovare il coro di voci bianche che fa materiale più o meno classico e trovi il coro misto di adulti che fa il materiale più o meno classico. Di conseguenza non è raro che magari ci venga data una parte con delle sigle, una parte sintetizzata magari, no? Quindi dove c'è la melodia, magari c'è solo la parte del coro. A volte leggiamo anche dalla partitura, perché il brano magari a cappella non funziona, perché sappiamo, insomma, per i cori è sempre bello cantare a cappella, ma non è sempre facile cantare a cappella, quindi a volte si chiede un sostegno, magari anche delicato, però un sostegno armonico per tenere su il pezzo a cappella, e il pezzo a cappella ovviamente la parte pianistica non ce l'ha. Quindi la lettura a prima vista si combina anche con una, diciamo, prontezza da parte nostra di sintesi armonica, diciamo, cioè capire che cosa sta succedendo nel pezzo anche se le note nostre non sono scritte. Talvolta, ma dipende dall'abitudine di ciascuno, talvolta è persino più semplice, nel senso che per me, per esempio, è più facile leggere una parte con delle sigle di accordi piuttosto che leggere 1 milione di note, che ne so, in parti contrappuntistiche, cose magari più complesse. Ovviamente dipende anche un po' dall'esperienza, dall'indole di ciascuno. Sì, ci vuole un pianista capace di farlo, perché non è automatico che un pianista, pur uscito dal conservatorio, sia capace di fare qualcosa del genere, ecco, perché magari si resta molto legati semplicemente a quello che è scritto, no? alla parola scritta, anzi alla nota scritta piuttosto che... Comunque hai detto una cosa nella prima risposta molto pericolosa, che speravo non riprendesse Pieri, invece l'ha ripreso sotto impressione, perché ha detto è molto divertente suonare a prima vista, quindi sappiate che adesso che è stato anche scritto tutti continueranno a darvi il materiale all'ultimo momento. Invece un'altra domanda che mi interessa molto per Rossella, che è abituata anche ad accompagnare solisti oltre che cori. Ecco, qual è la differenza nel duettare con uno strumento o con la voce umana, che sia solista o che sia voce corale? Beh, guarda, la voce ha delle affinità sia con gli strumenti a fiato, perché devi stare molto attento devi prevedere il respiro, ed è una cosa che ha un coefficiente di imprevedibilità molto alto, perché può essere che magari in quel momento lì il cantante o il fiato, lo strumentista a fiato sia agitato, quindi respira più volte rispetto ad esempio a quante ne ha fatte in prova. Quindi è un'affinità sia con lo strumento a fiato, perché c'è la necessità del respiro e tu pianista devi respirare col cantante o con lo strumentista a fiato di turno, anche qui devi stare attento. Strumentista a fiato legno, strumentista a fiato ottone, ci sono delle differenze. E affinità anche con, ad esempio, gli archi, per quanto riguarda specialmente i violinisti e i cantanti, per certe cose si somigliano in quanto sono solisti, hanno quel qualcosa che li fa comunque cercare di emergere, chiamiamola anche, aggiungere una parte, non dico improvvisativa, perché non parliamo di improvvisazione, ma il proprio gusto solistico di fatto. Quindi ti dirò che accompagnare i cantanti e accompagnare gli strumenti fa tutto parte di una stessa famiglia. Chiaro che il cantante ha anche l'aspetto teatrale, che ad esempio lo strumentista non ha. Il cantante, anche quando canta in recital, che canta arie d'opera, comunque pensa nella sua testa a
cosa farebbe in scena, cosa farebbe nel teatro, ma lo stesso liderista, perché anche nella musica da camera vocale comunque sono dipinte delle scene, sono dipinti dei sentimenti, quindi bene o male ci si figura determinate cose. La musica strumentale da questo punto di vista non ha, ecco, questo aspetto qua differenzia, però comunque ogni strumento, ogni voce e ogni coro ha le sue necessità e tu devi essere bravo a fare un pochino il camaleonte, cioè cercare di mettere più a suo agio possibile la persona che accompagni o il coro che accompagni e il direttore del coro che accompagni, perché lì hai anche a che fare o con un direttore d'orchestra o nel nostro caso con un direttore di coro, hai anche a che fare con un'altra persona oltre che con gli esecutori in sé, quindi c'è un ulteriore tramite, ecco. Il pianista che decide anche di accompagnare ci fa vedere il lato non egocentrico del pianoforte, ma il lato molto socievole del pianoforte che si adatta in qualche modo a varie voci, a vari suoni, a vari temperamenti. Ma assolutamente sì. Proprio esplorando questo tema che riguarda appunto il rapporto voce-pianoforte, Matthias Zobetz ha una storia particolare da raccontare perché lui è pianista ma è anche corista. Quindi mi domando, per un pianista corista è diverso accompagnare un coro? Capisce qualcosa in più? Intuisce qualcosa in più? Probabilmente, immagino, gli verrà sempre voglia di cantare, soprattutto se conosce il pezzo, lo canterà in qualche modo dentro di sé insieme ai coristi. Ecco, Mattias, raccontaci questa esperienza di doppia natura. Esattamente, sì, io sono sia corista sia anche pianista accompagnatore, ho collaborato e cantato anche con vari cori. L'ultimo col quale ho cantato era appunto il coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione di Petra Grassi, che tra l'altro, ricordiamolo, oggi è il compleanno, quindi se ci segue, tanti auguri. Sì, a dire verità è molto importante e ti cambia, perché da corista, collaborando con i cori, ovviamente prevedi ciò che il coro fa, perché essendo tu stato stesso anche corista, sai benissimo come il coro respira, come alcune frasi, anche le entrate delle varie voci. E come ha detto prima Giovanni, se magari c'è un'entrata dove una voce ha più difficoltà, tu da pianista, che sai bene che quell'entrata è difficile, lo accompagni, gli dai, diciamo, lo sostieni su quel passaggio. Oppure se sai che il coro cresce e tutti assieme crescono, anche tu li accompagni crescendo. Se invece sai che c'è un contrappunto quando una voce cresce ma l'altra diminuisce e poi il contrario, tu da pianista ovviamente devi seguire tutti questi movimenti. Quindi io penso che comunque un pianista che è allo stesso tempo anche cantante ovviamente è avvantaggiato, perché cantare nel coro, almeno per me, è stata un'esperienza unica, veramente fantastica. All'inizio ero un po' scettico della verità e mi scuso con tutti quelli che cercavano di tirarmi dentro, ma ero un po' scettico perché non sapevo bene, magari col tempo avevo 1000 cose anche in conservatorio da accompagnare, ero pieno veramente di esami, di collaborazioni anche esterne al conservatorio, ma poi ho detto non ho niente da perdere e quindi ho detto vabbè, entro nel coro e proviamo questa esperienza e devo dire che mi dispiace non averlo fatto prima, perché ti cambia sia come accompagnatore, ma a dire la verità anche come persona al di fuori della musica, e inizi a vedere il mondo in un'ottica diversa e quindi ti cambia veramente al 360 gradi ed è fantastico. E poi ovviamente sì, nella musica sei molto avvantaggiato. Beh, che bella dichiarazione d'amore per questo ruolo, ma una curiosità mia, ma il rapporto con il direttore, allora tu ti senti quando accompagni un coro rispetto al direttore, ti senti il solista di quel coro in qualche modo, oppure ti senti un collaboratore alla pari del direttore che quindi guarda il coro dall'esterno? In verità mi sento sia uno sia l'altro, dipende dal momento.
c'è il momento dove il pianista deve comunque uscire, diciamo, dal suo ruolo di mero accompagnatore e quindi prendere in mano la situazione, e c'è il momento quando invece deve solo tra parentesi, accompagnare e supportare il coro. Poi dipende anche dal direttore, ci sono alcuni direttori che lasciano spazio al pianista e quindi il pianista può esprimersi come vuole, ci sono alcuni direttori che invece hanno bisogno proprio di un pianista che lo sostenga in certi momenti, perché altrimenti vanno nel panico e c'è il finimondo. Quindi è un po' una domanda, una risposta che vuol dire tutto e niente. Diciamo, è metà e metà. Ma è stato bellissimo parlare con voi tre, perché penso che abbiamo fornito a tutti quelli che ci ascoltano anche qualche motivo in più per fare più attenzione d'ora in poi. Quindi quello che noi ci abbiamo un po' giocato anche sullo spot che promuoveva questa puntata, no? Cioè il pianista è quello che non viene mai ringraziato alla fine, no? E quello che magari qualche volta ci dimentichiamo di metterlo nel programma di sala, è quello che trattiamo come avete... Beh, ma noi donne Sì, neanche comparivamo in recital esatto. fino agli anni 80-90, noi donne pianisti accompagnatori, la prima cantante che si è imposta a lei per avere la sua pianista donna è stata Marilyn Horne, si parla degli anni 80, un mezzo soprano famosissimo, perché noi donne proprio era vietato assolutamente, cioè non si poteva. Quindi dobbiamo fare molti passi avanti, ecco, e cominciamo a farli parlando proprio del grande ruolo di musicisti veramente che hanno un ruolo veramente impegnativo. Ecco, non è facile fare quello che fate, quindi io vi ringrazio a nome di tutti i cori, però adesso abbiamo il momento dell'opinionista che ci ha seguiti con grande attenzione. Abbiamo detto appunto che il pianista deve respirare insieme ai flautisti, insieme ai coristi. Io non so se Obi stia respirando in questo momento, io spero di sì, comunque, quindi potrà darci anche la sua opinione, no? E rispetto a tutto quello che abbiamo sentito in questa puntata. Ci sei, vero Obi? Questo è il mio cocktail. Nello spazio abbiamo le sacche di acqua liofilizzata che volano e beviamo così, quindi auguri. Sì. Tra l'altro vorrei esordire con una piccola lamentela nei confronti di Mathias, perché io avevo pensato di iniziare questo mio momento, insomma, solistico, si può dire, dicendo tanti auguri Petra, però mi ha fregato e mi ha anticipato, quindi niente, auguri Petra, anche se Mathias l'ha presa. In secondo luogo vorrei fare un piccolo appunto a Rossella, anzi rimproverarla, perché malgrado abbiamo suonato insieme, ha detto che gli strumenti non hanno teatralità e quindi mi sento profondamente offeso da strumentista, ma immagino che sia un lapsus momentaneo. Sì, ma tu sei un caso particolare. Sì, ne è consapevole. Dopo queste piccole, insomma, come si dice, i sassolini dalla scarpa, sì. mali che ho adesso, difficile che entri il sassolino. E no, devo dire che mi è venuto in mente un pianista che è un bravissimo pianista che collabora con il primo flauto della Scala, quindi non l'ultimo arrivato, che ho conosciuto vari anni fa e una volta mi disse, abbiamo suonato insieme a una masterclass, e lui mi ha detto sì, che questa cosa dei pianisti che non vengono mai considerati, no? E in particolare aveva fatto questo concerto e alla fine ha ricevuto complimenti in generale, tutti quanti, i commenti, si sentiva in giro, no? Bravo il solista, bravo. Ed era bravo perfino il pianista. E quindi, nel senso, la cosa è, se non sentite bene perché il microfono si gira, la cosa del pianista che è bravo perfino il pianista, perché diamo per scontato che i pianisti accompagnatori non siano bravi? Cioè questa è stata la mia domanda, perché uno deve capire, appunto, uno che pensa a questa cosa, che i pianisti accompagnatori non siano bravi, e come ironicamente ho asserito nella prima parte di questa puntata, in realtà deve rendersi conto che un pianista accompagnatore, come avete detto voi, deve essere pronto a qualsiasi cosa. E questa è una cosa incredibile. E mi piace, come Giovanni ha detto, è molto divertente.
perché è divertente, cioè è proprio l'imprevedibilità che una persona o ne è stressata e non ce la fa più, oppure ne è divertita, ma se ne è stressata cambia mestiere, perché credo che se uno diventa stressato ogni volta che riceve una parte in ritardo, riceve parti stampate male, non viene considerato il suo lavoro perché arriva il direttore che non lo calcola e poi lo rimprovera perché sbaglia, che poi in realtà aveva sbagliato il direttore. Cioè, una serie di cose che magari si accumulano e che uno fa pensare chi me la fa fare. Quindi pensa accompagnatore, chi te la fa fare? Se ti diverti va bene. E speriamo che appunto la considerazione e l'incredibile ruolo importantissimo che ha il pianista accompagnatore venga riconosciuto sempre di più. Diciamo che il pianista accompagnatore serve sempre. Qualsiasi cosa una persona voglia fare, serve un pianista accompagnatore. Cioè non mi viene in mente una singola cosa in cui non serve il pianista accompagnatore. Per fare le opere serve il pianista accompagnatore, per i cori serve il pianista accompagnatore, per il cantante, per lo strumentista, sempre, per qualsiasi cosa. Quindi, nel senso, forse sono solo invidiosi gli altri, i non pianisti accompagnatori. Obi, sì. Grazie mille per questo messaggio dallo spazio, che questa volta veramente hai superato te stesso. Io pensavo che l'Antartide fosse il posto più lontano dal quale ci avresti parlato, e invece questa volta veramente ci hai sorpresi anche per questo finale del primo ciclo dei nostri appuntamenti, dei nostri aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Adesso dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. E io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, Rossella, Giovanni, Mattias, il nostro opinionista creativo, fantasioso, imprevedibile Marco Obersnell, e ovviamente è stato un piacere, mi hai detto? È sempre un piacere, grazie a tutti. Speriamo di avervi fatto compagnia in maniera piacevole e divertente. Abbiamo cercato di esplorare vari argomenti che ci sono molto cari nel mondo corale, che adesso sta andando un po' lento, ma poi riprenderà la sua corsa e ne vedremo delle belle come sempre. E Pier Filippo Rendina, che è non soltanto il regista di questa trasmissione, ma anche l'autore della parte tecnica degli spot che ci hanno sempre preceduto, ha creato per la sigla finale un omaggio ai nostri testimonial, perché noi abbiamo avuto diversi ragazzi del coro giovanile regionale, che ora è diretto da Mirko Ferlan e presto riprenderà anche la propria attività. È un coro che dobbiamo ancora ascoltare e conoscere, non vediamo l'ora, anche i ragazzi non vedono l'ora di partire finalmente con le prove, e quindi li abbiamo coinvolti per farvi vedere alcuni volti di questo nuovo coro giovanile regionale negli spot. I ragazzi sono stati fantastici perché noi abbiamo offerto gli spunti e poi loro spesso hanno creato la situazione, il testo e questi spot divertentissimi in tutti i casi, quindi che sono diventati oltretutto anche, diciamo, un'altra cosa da guardare oltre alla puntata, perché non erano soltanto qualcosa di promozionale, ma hanno raggiunto delle ottime visualizzazioni e si guardano sinceramente come delle opere a sé, ecco, indipendenti. Quindi per ringraziarli, Pier ha creato un medley, quindi un florilegio di immagini, sorrisi, anche qualche gaff, però non ce le abbiamo tutte perché non tutte erano state registrate. Dici, Pier. No, volevo solo associarmi al tuo ringraziamento a tutti i testimonial, e visto che la redazione non può autoringraziarsi, anche un ringraziamento a te in primis e a tutta la redazione di Coralia Live che ha lavorato in queste 6 settimane in maniera molto creativa e ci siamo divertiti. Come diceva Giovanni, anche se c'è stato qualche imprevisto, qualche cosa dell'ultimo momento, l'abbiamo sempre vissuta con grande slancio e con grande divertimento. E un grazie a tutti gli ospiti che si sono alternati in queste puntate e che nella sigla finale nomineremo e ringrazieremo uno per uno, insomma, che così da dar merito veramente a tutti i grandi ospiti che abbiamo avuto in queste 6 settimane, e ciascuno ha portato il suo prezioso contributo per dare uno sguardo, una carrellata più ampia a quello che è il nostro mondo corale, anche su temi e su aspetti che non sempre vengono affrontati in maniera consapevole.
Grazie mille Pier, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile Coralia Live e a questo punto buon canto, buona estate e ci vediamo presto sui canali dell'Usci Friuli Venezia Giulia che non riposa mai, ci inventeremo altre cose, state tranquilli. Sì. Non mancheremo. Arrivederci. Ciao a tutti, buona arrivederci. Estate. Ciao ciao. Buon divertimento. Prova. Mi sistemo. Anche voi qualche volta avete problemi come... Come? Quanti problemi? Come chi? Fliegen wir aus Insland. Fliegen wir ins Ausland. In questa puntata... venerdì alle 18:30. In questa puntata dell'aperitivo corale di Coralia Live sui social di... A posto. Finita la puntata di questa settimana di Coralia...